È tutto pronto, ricordiamo che si tratta di uno scontro diretto in quanto il gruppo Car Glamour si trova a quota 8 punti mentre la Magnitudo sta una lunghezza sopra a 9 punti, quindi si tratta di uno scontro utile per evitare la zona play-out. Si parte subito con un tiro da centrocampo del numero 22, anzi no 11. Tiro dell'88 che sfila alla destra del portiere. Si trattava di Strugaru. Esatto. Fai, descrivi l'azione e poi il nome semmai dopo. Non fare che per cercare il nome di capire. Certo. Si riparte con possesso Magnitudo. Difensore cerca di ragionare, viene pressato ed è costretto a spazzare. Attenzione, il difensore avversario quasi scivola nel tentativo di recuperare il pallone. Riesce a controllare da larga sulla destra. C'è un'incomprensione con il compagno e palla per Car Glamour con la rasoiata del numero 10 che si spinge sul fondo. Bianco. Pallone al portiere. Attenzione, palla verso l'11 che tenta il cross al centro, ma il numero 88 non ci arriva. Si ricomincia da centrocampo, lancio lungo in direzione della punta che fa sponda all'indietro. Salta l'uomo, c'è il tiro e c'è l'1-0. Subito 1-0 ma annullato per un fallo in attacco del numero 88. Si tratta sempre di Strugaro che colpisce in maniera illegale l'avversario napoletano. Quindi gol annullato ed ancora 0-0. Napoletano all'indietro per il Pagano. Si ricomincia dalla difesa. Lancio lungo del difensore, l'indirizzo della punta che addomestica, allarga a sinistra, troppo lunga, il pallone sfila sul fondo. Si riprenderà con possesso palla da parte di Valletta che rimette lungo in direzione del compagno Piloca. Tenta il sombrero sul compagno, tiro al volo, ribattuto, pallone in fallo laterale. Rimessa che arriva a Strugaro che non controlla, ma il pallone carambola e c'è un tiro da fuori bloccato dal portiere Pagano. Da ripartenza, attenzione, sulla ripartenza l'attaccante tenta il tiro al volo e il pallone sfila sul fondo. Si trattava del numero 9 Pelusi. Adesso il portiere rilancia in direzione dell'ala destra che addomestica, si invola sulla fascia. Rullini per Bianco sulla destra, tenta l'1 contro 1 ma non va e Magnitudo recupera il pallone, anzi no, il pallone era andato in fallo laterale. C'è un cross al centro in indirizzo del numero 17 che tenta il tiro di testa, pallone alto sopra la traversa. Pagano per il difensore, la passa al compagno ma controlla male e perde palla. Adesso Strugaro 1 contro 1 col difensore, attenzione, si accentra, la allarga verso il numero 11 che tenta il piattone, il pallone si spinge al lato di 1 metro alla sinistra del portiere. Ennesima occasione da parte di Gruppo Car Glamour che è partito forte questo inizio partita, vuole subito portarsi in vantaggio.
Liga in possesso, la dà al centro in direzione di Narini. Ancora Narini, allarga a Liga, tenta di liberarsi dell'uomo, non ci riesce, con una carambola il pallone va in fallo laterale, di nuovo possesso Carglemur con il numero 10 Bianco. Tenta il passaggio per Crielesi, ma domestica con il braccio. L'arbitro concede un calcio di punizione all'altezza del centrocampo. Vediamo se tenteranno direttamente il tiro. Siamo veramente lontano dalla porta. Sul pallone ci sono Liga e Liguori. 2 uomini in barriera, decide Valletta. Andrà Liga con il destro, tenta il tiro, ribattuto dalla barriera. Il pallone che sfila sul fondo e sarà calcio d'angolo. C'è un trenino per gli attaccanti, ecco Liga, tenta il cross basso, ribattuto dal difensore. Pallone addomesticato da Crielesi, all'indietro per il difensore. Per il compagno che avanza. Strugaru tenta di allargare sulla sinistra, ma Crielesi non controlla. Anzi no, il difensore intercetta e sarà calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo per il gruppo Carglemur, con Bianco alla battuta che tenta il cross al centro, largo. Il compagno non addomestica. Cross al centro in direzione della punta, il pallone viene allontanato. Sarà rimessa laterale in zona d'attacco, la butta dentro, adesso il pallone si impenna. Sarà di nuovo calcio d'angolo in favore di Carglemur. Andrà probabilmente Bianco alla battuta. Secondo corner, questa volta alla sinistra del portiere. Bianco tenta il cross basso, la palla sfila, oltrepassa tutti ma nessuno intercetta. Si riparte con Pagano. Per il difensore, lancio lungo, ribattuto dalla punta. Adesso Strugaru sull'out di destra, passaggio al centro e grandissima parata del portiere. L'indirizzo centrale c'era Bianco che aveva tentato il tiro all'altezza del dischetto del rigore, ma Valletta ci arriva con un grandissimo intervento. Ancora possesso Carglemur. Taglio verso il centro, pallone ribattuto dal difensore e di nuovo possesso per i padroni di casa, ma Bianco non addomestica, c'è la ripartenza per Magnitudo, un cross tagliato basso, viene ribattuto dall'avversario, ed è subito ripartenza Carglemur. Strugaru taglia al centro ma non viene servito e Liga intercetta. Napoleone all'indietro per Valletta, si riparte dal portiere. Napoleone, l'indirizzo del compagno. Attenzione, perde palla. Numero 17, 3 contro 1. Allarga verso il numero 11 che si allunga ma non arriva. Passaggio sbagliato di Piloca, troppo lungo e occasione sprecata. Dopo un contropiede 3 contro 1. Ma continua il Carglemur con il possesso palla. Sta cercando in tutti i modi di acquisire il vantaggio. Adesso Crielesi allarga sulla destra. Sta tagliando il numero 5 che non viene servito. Il pallone sfila sul fondo.
Palletta lancia lunga in direzione della punta che non addomestica, il pallone sfila sul fondo. Pallone per Frullini. Strugaru, 1-2 con Frullini. Cambia gioco sulla destra. Cross al centro. C'è il numero 17 a terra, l'arbitro lascia correre. Ripartenza Magnitudo, anche loro con un lancio lungo a cercare l'inserimento del centrocampista, pallone troppo lungo, il portiere blocca senza problemi. Adesso va Crielesi, 1-2 con Strugaru, Crielesi sulla fascia, vediamo se tenterà il cross, 1 contro 1, si libera dell'uomo, cambia in gioco in direzione dell'ala opposta, cross al centro deviato ma la riprende Bianco, Bianco tenta il sinistro, ribattuto, di nuovo un altro tentativo deviato e sarà di nuovo calcio d'angolo, il terzo della partita per Kerr Glamour. Di nuovo Bianco la battuta. Cross al centro, difensore si abbassa e di testa allontana, rimessa laterale. Frullini per il compagno che si libera dell'uomo, non addomestica, di nuovo Frullini, tenta il tiro, portiere Paras blocca senza problemi e lancio lungo in direzione della punta che tenta di sponda di servire il compagno, troppo corto. Ancora Magnitudo, anzi no, recupera Kerr Glamour. Serie di carambole, alla fine la spunta il numero 17, tenta il tiro, il pallone sfila di un soffio al lato, alla destra del portiere. Ennesima grande occasione per Kerr Glamour di portarsi in vantaggio. Crielesi per il quarto corner per i padroni di casa. Cross al centro, non ci arriva il compagno, si trattava di Piloca, pallone troppo alto, il pallone sfila in fallo laterale. Anticipo sbagliato del difensore, l'attaccante si invola sulla fascia, tenta il tiro, il portiere respinge. C'è un calcio di punizione all'altezza del centrocampo, sempre Liga nei pressi del pallone. Vedremo se tenterà di nuovo il tiro, di nuovo due uomini in barriera. Va Liga con il destro, pallone passa. Attenzione, vediamo l'arbitro cosa ha segnalato. Ed è calcio di rigore, calcio di rigore. A quanto pare il difensore di Kerr Glamour ha intercettato il pallone con un braccio. L'arbitro segnala calcio di rigore. Possibilità per la Magnitudo a sorpresa di portarsi in vantaggio. Tutto pronto, tenta il destro, pallone si insacca in rete ed è 1-0 per la Magnitudo. Vantaggio a sorpresa degli ospiti dopo una prima frazione diciamo dominata dagli uomini di Kerr Glamour che hanno sfiorato il vantaggio in più occasioni. Avvertimi quando stai per chiudere così mi fermo. Va Strugaru, tenta direttamente il tiro, pallone sfila al lato di 1 metro. C'è un calcio di punizione in favore di Kerr Glamour con un fallo subito da Strugaru. Alla battuta andrà di nuovo Bianco. Posizione invitante per tentare subito di trovare il pareggio
Siamo a circa 20 metri dalla porta del portiere, posizione leggermente decentrata, tenta Bianco il destro, il pallone passa ma viene ribattuto da un difensore, palla allontanata in fallo laterale. Finamore, l'indirizzo di Strugaro, pallone intercettato, si riparte dalla difesa con Frullini sulla sinistra per Strugaro che tutto solo tenta il destro, pallone va altissimo. Pagano, lancio lungo in direzione della punta, intercettato facilmente dal difensore. Adesso di nuovo Strugaro in possesso che addomestica, tenta il tacco in direzione del compagno, era Bianco, difensore entra in scivolata, recupera il pallone e l'arbitro fischia un calcio di punizione per un tocco di mano di Bianco. Calcio di punizione, tenta il sinistro da lontanissimo, finisce sulla testa dell'attaccante ma non riesce a deviare in rete. Palletta in direzione del compagno, il difensore intercetta e manda la palla in fallo laterale. Il numero 3 in direzione di Strugaro che addomestica con il sinistro allarga in direzione dell'11 che cicca il pallone. Era un'altra buona occasione per la Carglamour, ma il numero 11 Crielesi ha ciccato mandando la palla alta. Guardate come posizioni. Così sono sempre Crielesi. Strugaro e della Bianco. Pallone centrale in direzione della punta, si tratta del numero 9 Pelusi che perde palla ed è ripartenza Carglamour. Di nuovo il numero 8 tenta il destro da lontanissimo, il pallone alto sopra la traversa. Nuovo Pagano all'indirizzo di Liga, la domestica, pallone centrale in direzione del numero 10 Narini. Carglamour recupera palla con Finamore all'indirizzo di Bianco. Ancora Bianco tenta di liberarsi dell'uomo, non ci riesce, perde palla. Ripartenza Magnitudo sulla destra con Pelusi. Adesso Liga tenta il destro anche lui. Pallone ribattuto dal difensore di Carglamour. Pallone in fallo laterale. Dralliga per la punta, ma il numero 5 Frullini anticipa e subisce anche fallo dall'attaccante. Frullini all'indirizzo del compagno Crielesi, ancora Frullini. Piloca non riesce, il passaggio all'indirizzo di Francella, il pallone che sfila al lato. Crielesi fa sponda verso Strugaro, pallone lungo in possesso di nuovo Carglamour, il colpo di tacco verso Strugaro ed è 1-1. Strugaro con il sinistro di potenza, il pallone si insacca in fondo alla rete ed è subito pareggio per Carglamour. Volevo il minuto per quello che lo prendo. 9 e mezza avanti. Liga tenterà direttamente il tiro da centrocampo, il pallone sfila ma va abbondantemente al lato, quasi alla bandierina, alla destra del portiere. Riprendere il gioco Valletta in direzione di Frullini. Liga intercetta il passaggio, attenzione, Peluca e c'è il fallo del numero 99 De Giovanni dal limite dell'area. Sono romano.
Siamo proprio a 2 centimetri dalla linea dell'area di rigore. Vedremo se andrà Finamore con il destro oppure la punta centrale. Va, tenta il destro, pallone leggermente alto sopra la traversa, ma grandissima occasione. Pelusi, eccolo. Pelusi in controllo ma scivola. Il numero 3 intercetta senza problemi. Lancio lungo in direzione di Strugaro. Addomestica il difensore. Adesso Liga sulla fascia. Controlla il pallone, tenta il cross al centro, ma Valletta blocca senza problemi. Tenta di far ripartire l'azione con Piloca centralmente. Di nuovo Piloca. Il cerchio del centrocampo. Avanza. Lancio lungo in direzione dell'esterno. Pallone intercettato. Va Finamore sulla destra, pallone in fallo laterale. Finamore cross centrale. L'indirizzo di Strugaro, al portiere blocca. Di ripartenza con Pelusi. Va Piloca, Finamore. Calcio di punizione in favore Kerglemur. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, il risultato è fermo sull'1-1. Inizio scoppiettante per la Kerglemur, che è passata a sorpresa in svantaggio grazie al gol sul rigore di Pelusi, ma che è riuscito subito a trovare il gol del pareggio con Strugaru. Adesso partita molto più accesa, anche Magnitudo ha avuto le sue occasioni. C'è il calcio di punizione ribattuto dalla barriera. Cross al centro, ma il portiere blocca senza problemi. Nairini in possesso per Napoleone. All'indietro per Pagano. Lancio lungo in direzione di Pelusi, che non riesce a girare. Aveva preso bene la posizione ma non prende il pallone. Valletta in direzione del compagno. Si tratta del numero 8 Francella. Grossa al centro in direzione di Strugaro, troppo alto. Pagano la fa sua. Piloca tenta il destro da lontanissimo, ribattuto. Adesso il numero 11 Crielesi sulla sinistra. Raddoppiato, perde palla, Liga si invola sulla fascia, ma perde palla. Finamore tenta di intercettare, il pallone finisce al lato. Liga lungo, Finamore intercetta, la palla è uscita però. Liga all'indirizzo di Rossini, cross centrale basso, il difensore allontana. C'è stato un tocco con il braccio per Strugaro, che è calcio di punizione invitante. Liguori si incarica della battuta con il sinistro. Siamo in posizione abbastanza centrale, Valletta mette sempre 2 uomini in barriera. Col fischio dell'arbitro Liguori va col sinistro, tenta il tiro a giro, pallone che sfiora la traversa. De Giovanni in direzione del compagno, che tenta il lancio lungo, il pallone sfila direttamente fra le braccia di Pagano. Napoleone. Napoletano. E l'arbitro fischia la fine del primo tempo, punteggio fermo sull'1-1. Bella partita fin qui.
Si riparte con il punteggio di 1-1 con Kerglemur, che era passata in svantaggio per il gol su rigore dell'attaccante, si trattava di Pelusi. Ma adesso subito Liga tenta il tiro, il portiere blocca senza problemi. Dicevamo, Pelusi su rigore aveva portato in vantaggio Magnitudo a sorpresa dopo i primi 10 minuti dominati da parte di Kerglemur. Scora di casa che era riuscita subito a pareggiare con un gol di sinistro di Strugaru. Corsi sulla sinistra, si invola, supera 2 uomini, non il terzo, si trattava di Finamore che spazza la palla in fallo laterale. Adesso il numero 10 allarga in direzione di Pelusi, il pallone che viene intercettato. Napoletano, indirizzo della punta, va bianco, ma l'arbitro fischia un calcio di punizione in favore della Magnitudo. Di nuovo un calcio di punizione invitante per la Magnitudo, opportunità per portarsi sul 2-1. Sul punto di battuta abbiamo Liga e Liguori. Andrà Liga con il destro, pallone centrale, forse era addirittura un cross basso, molto potente, pallone che viene intercettato. Ripartenza Kerglemur con il numero 4 Cioeta in direzione di Bianco. Ancora Bianco che tenta di liberare il sinistro, allarga per il compagno, pallone intercettato dal difensore, da ripartenza per Liga, attenzione. Perde palla, il numero 17 tenta il tiro da lontano al volo, pallone alto. Va Napoletano, l'indirizzo del numero 7. Finamore intercetta. Va Pelusi con il destro, accentra per il compagno, si tratta di Narini. Napoletano. Liga controlla il limite dell'area, cade. L'arbitro dice che è tutto regolare. Ma il numero 11 sulla destra, tenta il cross al centro, intercettato da Napoletano, il pallone che va in corner. Andrà la battuta Crielesi, cross al centro in direzione del compagno che svirgola, pallone che si impenna e in 2 tempi il portiere la fa sua. Narini. Sulla destra c'è un contrasto e l'arbitro fischia fallo in favore della Magnitudo. Sarà di nuovo calcio di punizione. Kerglemur è uscito Strugaru, in attacco al centro c'è andato Crielesi. Sì. Forse ci ho giocato insieme a Scalciotto, numero 7. Giocava in porta però ai tempi miei. Andrà Liga a battere questo calcio di punizione. L'arbitro fischia, va Liga che parte con il destro tagliato, il pallone sfila sul fondo alla destra del portiere. Sulla sinistra il numero 5, tenta il cross al centro, Narini intercetta, tenta di far ripartire la squadra con Liga sulla destra. Ma il numero 17 Piloga intercetta e manda la palla in fallo laterale.
Va Piloca che subisce fallo. Crielesi viene anticipato dal difensore, pallone di nuovo sul lato. Va il numero 17 Piloca che si accentra, tenta la punta di destro, il pallone che sfila sul fondo, altra buona occasione. Ligori, lancio lungo in direzione della punta, la prende Liga che addomestica, allarga la destra 1-2, il difensore capisce tutto. C'è Bianco che ha tagliato verso il centro, non viene servito. C'è la corrente Cioeta, tenta l'1-2 con un numero 11, Crielesi intercettato. Finamore la fa sua. Larga a sinistra per il numero 5 Frullini. Cross al centro. Ci arriva Cioeta sull'altra fascia, il capitano che tenta il cross basso, intercettato. E Corsi sulla sinistra tenta di ripartire. Stoppato a sua volta da Piloca. Non in fallo laterale. Pelusi in direzione di Corsi. Pallone arriva tra le braccia del portiere Pagano. Anzi no, era Valletta. Cioeta sulla destra, tenta il cross al centro e non ci arriva di un soffio il numero 11, Crielesi. Pagano riesce in uscita a bloccare il pallone. Lancia lungo in direzione di Pelusi che di testa tenta di intercettare. Va Corsi alla battuta del fallo laterale. Pelusi si avvicina. Pallone invece indirizzato per Liga. Viene ribattuto e Napoletano la fa sua. Cross al centro, Finamore intercetta, la spazza al lato. Cioeta per Crielesi. Piluca di Rabona tenta di innescare Crielesi, pallone troppo lungo. Rossini sulla destra. Passaggio in direzione di Liga che non controlla, Bianco gli ruba il pallone ed è ripartenza Kerglemur. Con Crielesi intanto è rientrato Strugaru. Finamore di testa, l'indirizzo del compagno Piluca che subisce fallo da Liga, anzi no era Pelusi. Sarà calcio di punizione in zona difensiva, se ne incarica Bianco. Cross al centro in direzione di Strugaro che addomestica, ma però non gli viene rubato da Napoletano. Va lungo! Pelusi tenta di spizzare l'indirizzo di Corsi, Finamore forse con un braccio, il portiere dice di no, controlla. Retropassaggio in direzione del portiere, lancio lungo per Strugaro. Interviene Napoletano che fa ripartire Liga, tenta il destro da lontanissimo, il pallone sfila alla destra del portiere. Piloca per Crielesi, sulla sinistra si libera dell'uomo, grosso al centro per Strugaro che non ci arriva, pallone sfila al lato.
Narini per il compagno, Rossini intercetta. Corsi in possesso, Finamore interviene, riesce a spazzare, Piloca in direzione di Crielesi, sulla sinistra tenta di involarsi, supera il suo diretto avversario, cross al centro, il portiere blocca senza problemi. In ripartenza, possesso per Liga, Pelusi, perde palla, Crielesi tenta il destro, la palla sfila sul fondo. Calcio d'angolo che verrà battuto da Bianco, che chiama lo schema. Cross al centro, direzione del compagno. Frullini tenta il destro, ribattuto da Narini. Narini in direzione di Pelusi, al centro per Liga, supera il compagno, tenta il sinistro e il portiere para senza problemi. Pelusi tenta di addomesticare Sombrero sull'avversario, ma il difensore spazza. Prego, l'ho fatta di merda. Me lo so poco mangiato. Sai quello che devi dire? Devi solo stare tranquillo. Me lo so poco mangiato. Va Ligori in direzione di Pelusi, Finamore devia e fa ripartire i compagni. Strugaro tenta di arrivare sul pallone troppo lungo. Narini, Ligori sulla sinistra, avanza, tenta il sinistro, da lontanissimo e Finamore devia senza problemi. Lancio lungo in direzione di Strugaru, Piloca sulla destra per Bianco, libera il sinistro, tira il giro, intercettato da Strugaru dal compagno. Adesso passaggio sbagliato del difensore, di nuovo Bianco in possesso, si accentra, tenta di nuovo il sinistro a giro, Strugaru in devia di testa, pallone che sfila al lato. Liga per Narini, lancio lungo in direzione di Pelusi, ottimo sulla destra, c'è Corsi al centro. Pelusi salta l'uomo, tenta il passaggio all'indietro in direzione di Narini, pallone intercettato. Siamo arrivati alla metà della seconda frazione, questi ultimi 10 minuti, la Magnitudo sembra aver fatto sua la partita, ha avuto le migliori occasioni sicuramente. Adesso c'è un sinistro al volo da lontano, pallone alto sopra la traversa ed è time out chiamato dagli ospiti. Perché non ho mai detto? Tanto stavo al centrocampo, stavo un attimo a riposare, stavo a fare mente locale. Ci sarà un calcio di punizione all'altezza del centrocampo, l'ennesimo per la Magnitudo. Andrà di nuovo Liga ovviamente con il destro, vedremo se anche da questa distanza tenterà il tiro. Precisamente sulla linea del centrocampo. L'arbitro fischia, va Liga con il destro, tenta il tiro, pallone abbondantemente al lato.
Liga si dispera per l'occasione sfumata, ma il tiro era molto pretenzioso. Bianco con il tacco per il compagno, intercetta il difensore in anticipo. De Giovanni. Cross al centro a seguire il taglio di Bianco che non ci arriva. Di nuovo De Giovanni. Si libera di Liga, ma il pallone è uscito. C'è una munizione all'indirizzo di De Giovanni, penso per proteste. Lungolinea all'indirizzo di Liga che subisce fallo. Anzi no, è stato Liga a commettere il fallo ai danni di Piloca ed è calcio di punizione per Kerglemur. Col destro Bianco, cross al centro. Difensore controlla, adesso Finamore per Cioeta, anticipato dall'attaccante. Di nuovo il numero 3, si libera di Bianco che è costretto a commettere fallo per evitare che il numero 3 liberi il tiro. Liberasse, cazzo, calcio di punizione sulla tre quarti offensiva, questa volta veramente una buonissima occasione per la Magnitudo di portarsi in vantaggio sul 2-1 in una partita che in questo secondo tempo si sta rivelando molto bloccata. Andrà questa volta Pelusi, probabilmente non Liga, alla battuta di potenza con il destro. 3 uomini in barriera, anzi il portiere ne mette addirittura 4 adesso. Va Pelusi con il destro, pallone sulla barriera, Liga è ribattuta, tenta il tiro da lontanissimo, il pallone sul fondo. Valletta per Strugaru, il difensore anticipa, pallone per Bianco, con il sinistro tenta di nuovo di servire la punta, di nuovo anticipato dall'attento difensore della squadra ospite. Finamore per il compagno che si libera elegantemente di Liga. Magnitudo recupera palla sulla destra, Liga si invola, tenta di superare il diretto avversario, non ci riesce, ripartenza Kerglemur. L'arbitro fischia fallo ai danni di Magnitudo, con Liga che è costretto al fallo per evitare la ripartenza di Kerglemur. Strugaru. Pelusi contro Finamore che riesce a intercettare e spedire la palla al lato. Azione adesso da una parte e dall'altra. Liga in direzione di Narini che controlla. Di nuovo per Liga, cross al centro. Anzi no, Bianco intercetta. Rimessa laterale. Valletta, l'indirizzo di Cioeta, lancio lungo in direzione di Strugaru, troppo alto, il difensore addomestica di petto e lascia lo spazio per Pagano di bloccare. Pallone all'indirizzo di Corsi, ma Piloca riesce ad intercettare, a subire fallo. Calcio di punizione sull'auto di destra, Bianco sul pallone. Vedremo se tenterà il sinistro. Intanto il solo Gianluca Corsi in barriera, ora raggiunto dal compagno. Va Corsi con il sinistro,
Pallone intercettato da Pelusi, adesso il destro di Finamore, ribattuta, pallone sul fondo. Narini subisce fallo da Cioeta, ennesimo calcio di punizione in favore della Magnitudo, che fino adesso però non è riuscita a concretizzare le ottime occasioni da calcio fermo. Andrà Liga di nuovo alla battuta, adesso siamo molto vicini, Rossini anche è un possibile candidato per il tiro. Vedremo se sarà Liga con il destro o Rossini con il sinistro. 3 uomini in battuta. Siamo a 1 metro dalla linea dell'area di rigore. Va Liga con il destro basso e Pelusi ribattuta dentro il destro bloccato, centrale in presa bassa da Valletta. Serve il compagno che sbaglia il passaggio, di nuovo Liga in direzione di Pelusi, Finamore, grandissimo intervento difensivo che di testa riesce ad evitare guai. Bianco non riesce ad addomesticare il pallone che sfila al lato, Corsi si incarica della rimessa, sarà un cross al centro, c'è forse un'espulsione per proteste. Attenzione, c'è una mischia attorno all'arbitro che ha estratto un cartellino rosso, non abbiamo capito l'indirizzo di chi. Si tratta forse di Bianco che viene allontanato. Sì, è Bianco che è stato espulso per doppia munizione. Carglemur in 10, a sorpresa adesso si fa dura per i padroni di casa, che si trovano sul punteggio di 1-1, ma con un uomo in meno, quando mancano poco più di 5 minuti alla fine della partita. Ci sarà da soffrire. Corsi sulla sinistra, non controlla, pallone che sfila al lato. Finamore all'indirizzo del compagno, il difensore intercetta. Di nuovo Finamore per Cioeta, che di tacco serve il compagno. Attenzione, c'è un calcio di punizione al limite. I padroni di casa reclamano il rigore. L'arbitro dice che è calcio di punizione dal limite. Ottima occasione per Carglemur, che adesso si deve aggrappare alle occasioni da fermo in virtù dell'uomo in meno. Questa è un'occasione ghiottissima per i padroni di casa, per tentare a questo punto un insperato vantaggio. Andrà Crielesi con il destro, 4 uomini in barriera. Adesso l'arbitro ammonisce anche il portiere per proteste. Si tratta di Valletta che chiedeva il calcio di rigore e insisteva. Viene ammonito anche lui. I padroni di casa devono fare attenzione perché si trovano già in 7 ed è già, se non sbaglio, la terza ammonizione che ricevono per proteste durante la partita. Va Crielesi con il destro, pallone ribattuto in barriera. Finamore tenta ribattuta, pallone altissimo. Lancio lungo per Pelusi a scavalcare la difesa, Finamore intercetta. E l'arbitro fischia ora la fine dell'incontro. 1-1 tra Carglemur e Magnitudo. Magnitudo che non è riuscita a vincere questa partita nonostante l'uomo in più. 25 precisi.